Combay è famoso per i marroni perché il prodotto che viene non solo a Combay ma in tutta la zona di produzione del marrone di Combay è un prodotto eccezionale, ha un gusto superiore a tutte le altre specie di castagno che ci sono in Italia e generalmente è apprezzato per queste caratteristiche. Allora, la zona di produzione del marrone di Combay è l'ex territorio della comunità montana delle Prealpi Trevigiane e quindi comprende i comuni di Segusino, Valdobbiadene, Miane, Follina, Cison, Tarzo, Revine, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede e Cordignano. Noi abbiamo due associazioni, l'associazione dei produttori del marrone di Combay che tende a valorizzare il prodotto e la cooperativa Agricombay che è la cooperativa dei soci produttori. L'associazione è circa 200 soci, i soci conferitori quindi della cooperativa Agricombay sono circa 120. Allora, a Combay si raccolgono delle castagne da tempo immemorabile, c'era uno storico, Danilo Gasparini, che aveva fatto ricerche e ancora nel XVII secolo sono menzionate le raccolte dei marroni, ma sicuramente era anche precedente. Altri studi dicono che sono arrivati i castagni qui nella nostra zona durante l'impero romano, quindi nei primi secoli dell'era cristiana. Il terreno è accidentale perché il castagno è molto esigenze in termini sia climatici che del terreno e si trova solo su determinate zone e nella nostra zona è una fascia che va circa dai 200-300 metri di quota fino ai 600-700 metri di quota, quindi è tutta una zona collinare o montana. I segreti per la raccolta delle castagne: tanta fatica, passione e soprattutto tenere il bosco pulito. Il bosco pulito comporta falciare l'erba almeno 2 volte e togliere i rami, tenere le piante pulite per facilitare la raccolta. Tanta fatica e passione. Un tempo si faceva la bacchiatura più che altro per una questione che dopo andremo a vederla, più che altro si raccoglievano i ricci, più che altro per una questione di conservazione, perché le castagne che cadono da sole uscite dal riccio non si conservano oltre una settimana, 10 giorni così in ambiente. Invece se all'interno del riccio, facendo la ricciaia, si conservavano anche quasi fino a Natale. Ci troviamo al centro di raccolta dove i soci conferitori portano i loro marroni. Dopo un primo controllo visivo, se si tratta effettivamente di marroni, vengono messi in acqua. Nell'acqua le guaste vengono a galla e il prodotto guasto viene scartato. Poi il materiale entra dentro questa macchina che è la calibratrice. Su questa macchina vengono fatte 3 selezioni, le prime vanno a fare la farina, le seconde diventano i marroni di categoria prima, la terza diventano i marroni di categoria extra. Il disciplinare di produzione del marrone di Combay prevede 2 tipologie, la categoria prima e la categoria extra. La categoria prima sono marroni un po' più piccoli, la categoria extra sono marroni un po' più grossi. Vengono identificati in base al numero di marroni per chilo. La prima sono dai 120 a 100-120 marroni per fare 1 chilo, la categoria extra sono 80-60 marroni per fare 1 chilo. Una volta selezionati i marroni procediamo alla pastorizzazione o novena. Cosa sono? È un processo che permette al marrone di conservarsi in cella frigo per un lungo periodo, fino a 3, 4, anche 5 settimane. Cosa consiste? La novena, i marroni vengono immersi in acqua e lasciati in acqua per 9 giorni, cambiando l'acqua ogni 48 ore. Trascorsi questi 9 giorni, i marroni vengono asciugati su dei graticci in legno e quindi sono pronti per essere conservati. Questo processo è abbastanza lungo perché comporta sempre i 9 giorni. Nei momenti di grande produzione c'è un processo paritario molto più veloce che è la pastorizzazione. Una volta asciugati i marroni sono pronti per la vendita. Il disciplinare di produzione prevede che i marroni debbano essere confezionati in sacchi sigillati e quindi procediamo all'insacchettamento
con sacchetti da 1, 3 o 5 kg, sempre mantenendo le due categorie separate, quindi ci saranno i sacchetti con la prima categoria e i sacchetti con la categoria extra.